Io ricordo la prima volta che ho cominciato a sentire quel tipo di musica, l'ho sentito per radio, Esatto, eh sì. perché non c'erano altri canali, non c'erano, perlomeno proprio all'inizio c'era solamente la radio La radio e le cassette, come dicevo e le prima. cassette. Sì. E quando io, ecco, questi dischi qui sono quelli che, se vuoi, hanno cominciato a far girare, Il no, movimento. questo termine techno music, qualcosa di un po' più Sì, strutturato, avanti, sì, no? sì. E ricordo che la prima volta che ho visto suonare questi dischi qui è stato alla discoteca Manhattan di Sì, Gordon di Sant'Urbano nella main room e ho detto oh man, Non cresciuto so se si chiamasse già Metamorfosi all'epoca, non sì, ricordo. Metamorfosi, penso è arrivato, No, Metamorfosi è arrivato un attimo dopo. dopo, penso la fase forse più bella che ricordo è dove c'era Martini e Luca Cuia come Residents, no? Mega intro. Yeah, fantastico. E Sasha faceva di apertura, tra Sì, l'altro. E poi Luca. magari andiamo a toccare anche un Che po'. salutiamo magari se Yeah, ci sta exactly. vedendo. Definitely. I E love your set. lui continua a spingere Yes. musica super. Amavo e amo ancora nella mia memoria perché è un po' che non ti sono suonato dal vivo. I tuoi set, Sasha, di apertura erano fantastici, downbeat, slow beat. E quindi ecco sì, quel disco lì proprio condensa tutte queste memorie. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Beh, c'erano appunto per ricollegarmi le radio, le cassette, di cui troverete parlare molto all'interno del libro. Scusate se ma è per riprendere proprio anche, siccome è anche una serata nella quale parliamo del libro, appunto, Ma la gente di cui troverete scusarti questo anche, io aspetto. dico, ti invito proprio a testare queste correlazioni perché è bello ascoltare delle storie, no, che si legano alla vita, al vissuto di un autore che ha scritto un libro, perché tu racconti una storia Sì. per un qualcosa, però è qualcosa che proprio che hai vissuto. Sì, Cioè, ma ci sono accadeva. Ci sono amici che stanno leggendo, hanno detto, e come per fortuna succede nelle storie, e a quanto pare anche, mi sembra di averla raccontata bene, insomma, succede che mi dicono, anch'io avevo un amico come lui, anch'io ho vissuto quella situazione, quindi si immedesimano al 100%. Chiaramente chi non le ha vissute è un modo per scoprirle, come dico sempre, no? Quindi Nice. questo.